Cosa significa 146 zone scoperte? 146 zone scoperte significa che pensionati e pensionati, cittadini e cittadini di questa provincia non riescono a accedere al primo punto della sanità pubblica, che è il medico di famiglia. Il medico di famiglia è il primo contatto che si ha con la sanità. Se manca questo, ovviamente manca un diritto per queste persone. E quali sarebbero le soluzioni a questo problema? La prima soluzione da adottare ovviamente è la consapevolezza della straordinarietà, sapere che comunque ci sono pensionati e pensionati, cittadini e cittadini che non accedono a un primo diritto, a un primo contatto col medico di famiglia, che è il primo contatto che si ha con la sanità. Dopo mettere insieme i medici per medicina aggregata per poter avere anche servizi che esulano dalla competenza del medico, che possono essere il lavoro amministrativo e quello infermieristico, e quindi riuscire a mettere insieme i medici per offrire sul territorio una risposta che sia aggregata ma che affronti l'emergenza. E a che punto siamo in Veneto con le aggregazioni mediche? E si sono stati fatti dei primi passi, ma sono stati tutti insufficienti, perché la medicina territoriale, c'è uno spartiacque, prima il Covid e dopo il Covid. E dopo il Covid ci si è accorti che il territorio è importante e quindi bisogna recuperare anni di mancata programmazione su un punto fondamentale, che è il medico di famiglia, che è il medico aggregato, che comunque è il medico che è il primo vicino alle cittadine e cittadini e ai pensionati e pensionate.